Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Economia Pop. Sigla! Oggi parliamo di pizza, un argomento che piace a tutti gli italiani. Parleremo di chi, lavorando con la pizza, ha creato realmente un impero. Ma non solo, parleremo anche di qualche piccola chicca sulla pizza, molto divertente, quindi rimanete fino in fondo. Nel video qui in alto a destra avevo parlato di franchising, la scelta adottata da McDonald's. Bene, sappiate che tutte le più grandi catene di ristorazione adottano questo metodo. In breve stipulano dei contratti con imprenditori locali e gli danno la possibilità di vendere i propri prodotti. Detto questo, tra le varie catene anche grandi che producono pizza, ce n'è una che spicca in assoluto, che è Pizza Hut, e utilizza proprio questo genere di contratti in tutto il mondo. Questa catena è stata fondata nel 1958 in una cittadina del Kansas che si chiama Kearney. Come ogni sogno americano che si rispetti, è partita dal basso, da due fratelli che frequentavano entrambi la Wichita Kansas University. L'avrò pronunciati da cani. Pensate che il budget iniziale di Pizza Hut era di $600, offerti dalla madre di questi due fratelli. Aprirono quindi il primo punto vendita di Pizza Hut. Questo gli diede un vantaggio competitivo. Il solo fatto di essere statunitensi li rendeva più competitivi degli altri, per il semplice motivo che loro erano statunitensi e sapevano perfettamente quali erano i gusti degli statunitensi. È fantastico perché portavano un prodotto tipico della cucina italiana, loro che non erano italiani, usando prodotti di scarsa qualità evidentemente, però avevano un grosso successo per il semplice motivo che sapevano quali erano i gusti degli americani. Per farvi un esempio, se la pizza all'ananas fosse stata inventata in Italia non avrebbe mai preso piede, mentre negli Stati Uniti è una delle più richieste. È nel 1959, appena dopo un anno di apertura dal primo punto vendita, che iniziarono ad espandersi con i contratti di franchising. La catena iniziò a diventare man mano molto nota e a quel punto Pepsi, sì, il grande competitor di Coca-Cola, decise di acquistarne il marchio. È veramente stupefacente come pochissimi sappiano che Pepsi ha acquistato nel tempo un sacco di marchi di catene di ristorazione, come ad esempio Taco Bell, molto nota negli Stati Uniti, oppure KFC. Non mi dite che lo chiamate KFC, per favore, perché mi arrabbio. La Pepsi nel tempo ha modificato le sue politiche e adesso persegue una strategia di specializzazione. E quindi questo vuol dire che si concentra molto di più sui suoi prodotti e ha venduto i marchi che aveva. Ed è proprio questo il destino di Pizza Hut, che nel 1997 fu venduta. L'acquirente fu il gruppo Yum, che oggi detiene anche KFC e Taco Bell. Grazie a ingenti investimenti, Pizza Hut da quel punto crebbe ancora di più. Oggi pensate che ci sono più di 12.000 punti vendita Pizza Hut in tutto il mondo. Parlando di numeri, il fatturato di Pizza Hut si aggira attorno ai 13 miliardi di dollari. Se non sapete cos'è il fatturato, c'è sempre il video qui in alto a destra. Sono numeri veramente sbalorditivi, soprattutto se si pensa che è una catena che fa prodotti italiani, ma non è una catena italiana. È come se io oggi mi mettessi a fondare la mia azienda di sushi, i miei punti vendita di sushi, e concedessi franchising ovunque nel mondo e la gente conoscesse di più il mio sushi che quello giapponese. Non ha senso. Eppure pensate, Pizza Hut è venduta in 190 paesi diversi. Il fatto poco sorprendente è che in Italia non abbiamo ovviamente questa catena, per il semplice motivo che è una pizza pensata per gli statunitensi e quindi il nostro palato molto probabilmente non gradirebbe. Ringrazio chiunque sia arrivato fino a questo punto del video e quindi adesso iniziano le chicche sulla pizza. Sapete quante pizze vengono vendute fisicamente in Italia in un anno? Complessivamente quasi 3 miliardi di pizze, ne mangiamo veramente tanta, io soprattutto. Facendo velocemente due conti, sono circa 8 milioni di pizze tutti i giorni. E se pensate che la popolazione italiana si aggira attorno a 60 milioni, sono tantissime pizze. Anche questo video è giunto al termine, spero che non sia stata una pizza, dovevo farlo per forza questo gioco di parole. Io spero che vi sia piaciuto, nel caso mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, non ce la posso fare. Tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.